dispiace, ma in questo momento non mi sento proprio fare nessuna dichiarazione, dice Luca. Ha saputo la drammatica notizia dall'ambasciata e non ce la fa dire altro. Troppo dolore per Paola, la mamma di Gianluca Benedetti, il 44enne padovano, morto durante un'immersione alle Maldive. Benedetti, istruttore subacqueo e capobarca, aveva lasciato il posto fisso in banca alla BCC di Piove di Sacco per inseguire il suo grande sogno in mare. Dal 2017 le Maldive erano diventate la sua casa per 7 anni, con una breve parentesi in Indonesia. Lo si vede sorridente nella foto del sito del tour operator Albatros Top Boat. Qui a Padova, in via Facciolati, vive la mamma rimasta vedova pochi anni fa. I vicini, ora sotto shock, pensano a lei. Lo vedevo quando tornava, che faceva i giri in bicicletta, conosciuto. Mi spiace per sua madre, tanto. Sgomento e tanto dolore tra chi conosceva Gianluca come Marco Ilotti, presidente del Centro Sportivo Italiano del Veneto e suo ex allenatore di calcio in gioventù. Chi era Gianluca Benedetti? Un amico, un bambino che ho visto crescere in parrocchia Cristo Re, dapprima come animatore, poi come allenatore e alla fine ho anche avuto la fortuna di essere un compagno di squadra nel Real Padova. Un ragazzo che ha scelto la passione della sua vita, lo sport, il calcio, il mare, la subacquea. Il pensiero va alla mamma Paola, rimasta sola, e il ricordo dell'animo altruista di Gianluca. Un riferimento per tutta la squadra, un ragazzo che non lasciava indietro nessuno, era il primo nel massimo dell'impegno, bravo, intelligente, determinato. Lascia un vuoto profondo. Cosa sia accaduto a 60 metri di profondità nell'atollo maldiviano resta un mistero. All'origine della strage degli italiani potrebbe esserci stato un problema alla miscela di ossigeno delle bombole, oppure il maltempo e il cambiamento delle correnti che potrebbe aver disorientato i sub facendoli restare incastrati.